Codice della crisi e dell'insolvenza. In cosa consiste il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa? In un precedente video riguardante la recente introduzione del codice della crisi e dell'insolvenza, abbiamo spiegato che uno degli obiettivi principali della riforma sta proprio nell'aver introdotto taluni principi fondamentali per affrontare qualunque situazione della crisi d'impresa. In particolare, il nuovo articolo 2086 del Codice Civile impone a tutti gli imprenditori collettivi l'obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. A ben vedere, il principio di corretta gestione imprenditoriale introdotto dal nuovo articolo 2086 era già presente nel sistema, però si applicava esclusivamente alla realtà maggiormente strutturata della società per azioni. Oggi invece viene correttamente esteso a tutti i modelli societari e quindi a tutti gli imprenditori collettivi. Ovviamente il principio di adeguatezza organizzativa è relativo e deve essere parametrato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Infatti, i requisiti richiesti a una società per azioni sono sicuramente diversi da quelli richiesti a una piccola impresa familiare. Chi all'interno dell'impresa ha in concreto il compito di istituire assetti adeguati? Innanzitutto l'imprenditore inteso come capo dell'impresa in senso gerarchico. Ovviamente nelle realtà strutturate ove la gestione spetta all'organo amministrativo sarà compito di quest'ultimo e sempre gli amministratori saranno tenuti a rispondere dinanzi ai creditori sociali e ai soci dell'eventuale inadeguatezza degli assetti istituiti. Infatti, ove ne derivi un danno, il management è passibile di azione di responsabilità. Il prossimo video si occuperà proprio della gestione esclusiva degli amministratori e delle sue molteplici implicazioni. In tema di codice della crisi e dell'insolvenza è già possibile consultare una serie di articoli sul nostro blog seguendo il link che vi lasciamo qui sotto nella descrizione del video. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web e seguiteci su Facebook.